Approvato oggi un PDL, il PDL 116, che ha una portata fondamentale per il Veneto. Con questo progetto di legge, che è stata una proposta arrivata da alcuni comuni del Veneto, si vuole far riconoscere al Veneto il titolo di minoranza nazionale. Da tanto tempo il Veneto cerca di far conoscere al resto d'Italia le caratteristiche della propria storia, della propria cultura, di popolo, così come previsto anche dal nostro statuto. E il riconoscimento di minoranza nazionale ci permetterebbe di fare un passo ulteriore anche per quanto riguarda il riconoscimento della lingua veneta. Ricordo che ci sono paesi come il Brasile, 200 milioni di abitanti, che hanno già riconosciuto al Veneto il titolo di lingua, quindi non vedo perché riconosciamo l'occitano, riconosciamo il sardo, riconosciamo tante altre lingue che sicuramente sono parlate da una minoranza in questo paese, mentre il Veneto, che è ancora parlato da 5 milioni di persone, non viene riconosciuto. Sinceramente non ci sentiamo una minoranza nazionale, pensiamo che i veneti siano a tutti gli effetti degli italiani, abbiano delle loro specificità, delle loro eccellenze e anche dei loro vizi, ma questo autodefinirci minoranza ci pare anche un modo, insomma, per tirarci fuori dalle responsabilità che invece dobbiamo assumerci a tutti i livelli, a partire dal livello nazionale, ma non solo nazionale. Quindi questa proposta ci sembra stonata rispetto alle sfide che ci attendono e a quello che siamo come veneti nel Veneto e in Italia.